Eccoci con Davide Favero, sicuramente un po' affranto perché ormai cominciavate a pregustare il pareggio che tutto sommato fino a quel momento avevate anche guadagnato sul campo difendendovi con ordine, con un po' di fortuna in alcune occasioni, ma insomma cominciavate a sperare nel pareggio. Sì, diciamo di sì, prendere gol al 45esimo lascia sempre un po' di amaro in bocca. La squadra inoltre si era comportata molto bene, contro una squadra accreditata per vincere il campionato. Personalmente le squadre che ho notato fino adesso mi è sembrata la squadra più forte e quindi stavo pregustando un buon punto qui a Portogruaro. Purtroppo eravamo messi male nell'occasione del gol, però bisogna dare atto anche che il Portogruaro fino a quel momento aveva comunque creato delle occasioni importanti, prendendo anche un traverso e un palo, non ricordo molto bene. Peccato. Come Peccato anche per il morale della squadra, perché pareggiare qua significava fare un punto in un campo dove è difficile fare punti ed era importante anche per il morale, insomma. Sì, penso che il Vedelago va fuori a testa alta dal Mechia, insomma al 45esimo insomma, le partite durano 90 minuti, si dice sempre, no? Succede anche in Serie A, perciò non è che possiate recriminare più di tanto. Avete preparato bene la partita perché insomma siete andati su tutte le palle, avete fatto una prestazione anche sul piano fisico notevole. Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Tutti i ragazzi si sono applicati molto bene, l'abbiamo preparata così. Sinceramente pensavo un po' di fare un po' meglio nella fase del nostro possesso palla, però insomma, ci sono anche gli avversari in campo che ti possono mettere in difficoltà. Potevamo sfruttare un po' meglio alcune ripartenze in campo aperto, però diciamo che posso solo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto comunque un'ottima partita. Peccato. Sì, e allora... onore ovviamente a Portogruaro. Allora, in conclusione di questa intervista, ormai insomma, il giro di boa del girone di andata l'abbiamo fatto, insomma, oggi era il 9° turno, si può già incominciare a capire quali saranno le squadre e com'è questo campionato. Che idea si è fatta? Oddio, credo che Portogruaro, Prodeco, Petergina e probabilmente anche il Caorle faranno un campionato, credo, a parte per giocarsi la vittoria del campionato e la griglia dei playoff. Poi vedo una bella bagarre dietro, ci sarà da lottare fino alla fine, speriamo di fare punti il prima possibile, di toglierci dalla zona di play-out, speriamo di salvarci con merito e con onore. Penso che siate fiduciosi dopo anche la prestazione, benché ci sia stata la sconfitta per 2-0, insomma, come si diceva prima, avete giocato. Sì, la squadra ha giocato, la squadra sta anche bene fisicamente, dobbiamo trovare un po' di morale, un po' di convinzione in più che possiamo farci. Bene, grazie mister. Niente, salve.